Alla Corte Benedettina di Legnaro, in provincia di Padova, è tempo di consultazioni sul nuovo piano di sviluppo rurale 2014-2020. Dai fabbisogni alla strategia di intervento, questo è il tema dell'incontro di partenariato che si è tenuto mercoledì 11 dicembre e che vede la partecipazione dei principali amministratori regionali in tema di agricoltura. Ma partecipare e condividere è soprattutto interesse di tutti ed il seminario tecnico vede anche la partecipazione di alcuni imprenditori che dedicano la loro vita lavorativa ad attività strettamente correlate al mondo dell'agricoltura veneta, come la viticoltura. Per quanto riguarda il settore vitivinicolo che io rappresento come Assoenologi della Regione del Veneto, credo sia importante quello che si sta decidendo in questi giorni, soprattutto le misure sostenibili, le misure di agricoltura verde. Queste sono importantissime per i mercati del vino, soprattutto esteri e nordici del nord Europa, dove c'è molta sensibilità su prodotti che siano rispettosi dell'ambiente. E questo vedo ci sono delle misure importanti per riguardo questo ambito. E credo dobbiamo incentivarle ancora di più, ma soprattutto noi produttori dobbiamo avere questa sensibilità maggiore, non perché una legge ce lo impone solamente, ma dobbiamo averlo dentro di noi, perché sicuramente l'agricoltura dei prossimi anni sarà sempre di più rivolta a questo, salvaguardia del territorio, perché chi ce l'ha trasmesso a noi dobbiamo avere la consapevolezza e il buon senso di poterlo trasmettere forse anche meglio a chi verrà dopo di noi, perché se lo distruggiamo logicamente non faremo una buona azione, e soprattutto perché il mercato ci richiede sempre di più prodotti che possano essere meno inquinanti, e soprattutto perché dobbiamo pensare che il vino in questo caso lo beviamo noi, entra nel nostro corpo, insomma questo dobbiamo avere rispetto per chi lo beve. Il seminario è arricchito anche dalla presenza del delegato della Regione Veneto, rappresentante dei giovani agricoltori, che abitualmente porta le vertenze dei giovani impiegati in tale settore che, sebbene costituiscono ancora una parte esigua della popolazione agricola regionale, rappresentano però il futuro della stessa. Il link che manca, il principale link che manca è senz'altro che un giovane adesso come adesso non può pensare di entrare in agricoltura senza avere un background agricolo alle spalle, quindi c'è un grosso problema di barriera all'entrata a livello di accesso al credito, c'è un problema di passaggio generazionale sul quale stiamo lavorando e ci sono anche altri problemi relativi poi alla conduzione e al finanziamento per esempio di progetti che siano delle idee e che non siano strettamente legati a quello che abbiamo conosciuto finora come programmi di sviluppo rurale. C'entra anche la formazione, guardando l'Europa 2020? Certamente, la formazione è uno dei nostri sui quali abbiamo anche come forum effettuato delle osservazioni. I giovani del forum chiedono formazione su quello che è il social networking, sul networking e sul superamento delle barriere linguistiche per poter agire, diciamo, in maniera più pregnante sull'internazionalizzazione di impresa. La gestione sostenibile delle risorse naturali e azione per il clima per una crescita sostenibile delle aree rurali costituiscono due delle 6 priorità per la Regione Veneto, che si avvarrà al meglio del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per definire degli obiettivi che punteranno a migliorare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste, oltre che utilizzare efficientemente le risorse in favore di un'economia a bassa emissione di carbonio. Agli amministratori regionali abbiamo chiesto di esprimersi in merito alle preoccupazioni destate nel mondo agricolo veneto riguardo alla diminuzione dei quasi 13 punti percentuali con cui la nuova PAC ha ridotto la dotazione complessiva media annua dell'agricoltura italiana, ascoltando quanto questo potrà incidere sull'agricoltura regionale. Allora, da questo punto di vista posso confermare che le risorse per l'agricoltura veneta, per quanto riguarda il primo pilastro, cioè i pagamenti diretti, saranno effettivamente in diminuzione e in sensibile diminuzione. Non sappiamo ancora quantificare perché a livello nazionale devono essere prese ancora importantissime e decisive decisioni riguardo appunto questo aspetto. Per quanto riguarda il programma di sviluppo rurale non è così. Per fortuna abbiamo l'importo complessivo per l'Italia è aumentato delle risorse destinate ai programmi di sviluppo rurale e credo che noi possiamo ragionevolmente prevedere che nella prossima programmazione avremo
più o meno, speriamo di più, risorse di questa. Quindi qui non c'è una diminuzione. Benissimo, si prevede tra una decina d'anni di unificare questi due dati relativi alle risorse, pagamenti diretti e sviluppo rurale. Cosa ne pensa e accadrà davvero? Questo non lo so proprio. Il cosa ne pensa? Sì, è già un processo in atto, difatti, perché molte delle decisioni che dobbiamo o dovremmo prendere qua non possiamo in questo momento ancora definirle proprio perché ci manca la regolazione, la normativa sul primo pilastro, in quanto è stato concesso dall'Unione Europea lo slittamento di un anno e quindi il nuovo primo pilastro, i nuovi pagamenti diretti andranno in vigore dal 2015 e questo ci mette un po' in difficoltà proprio su questo ambito, nell'ambito agroambientale, perché le interconnessioni tra primo e secondo pilastro qui sono veramente molto forti. Il seminario tecnico di Legnaro ha poi continuato il suo corso, affrontando gli aspetti chiave della strategia di sviluppo rurale riguardanti la montagna, per concludersi con domande ed osservazioni provenienti dal partenariato tutto.